Il Veneto è di fronte a un semaforo arancione nell'emergenza coronavirus, ma la curva è molto differente da quella del periodo più difficile. Lo conferma il governatore Luca Zaia, che sottolinea come la pressione sulla sanità sia comunque presente anche se in maniera diversa. Le terapie intensive hanno una curva di crescita decisamente più piatta di quella della curva della prima infezione di marzo. Cioè se a marzo era così, oggi è così. Va su pian piano, lo vedete, 67 ieri, 70 oggi. Cioè se questo è il ritmo, se non cambia direzione, è una curva che crescerà lentamente e vedremo dove andrà a posizionarsi. L'obiettivo è di evitare in ogni modo il collasso della sanità e la Regione rivela che al raggiungimento dei 150 pazienti in terapia intensiva verranno attivati 10 ospedali Covid. Zaia annuncia quindi altre misure per contrastare la diffusione del virus, ma per conoscerle bisognerà attendere l'emanazione del nuovo DPCM annunciato dal governo. Per quanto riguarda le misure, noi stiamo seguendo con attenzione l'evolversi della situazione. In questo momento noi abbiamo un'ordinanza che è pressoché pronta, ma non la presentiamo per due motivi, perché ancora la situazione è assolutamente in fase di semaforo arancione, però ci permette ancora di fare delle riflessioni. Dall'altro perché sembra che nel fine settimana il governo voglia annunciare forse novità o qualche misura, non si è ben capito.